Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo con i numeri del coronavirus nella nostra regione. Oggi su 4.573 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 532 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 110 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati poi da test molecolare con una percentuale di positività del 14%. Sono inoltre 914 test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 132 nuovi casi, 14,44% la percentuale di positività, che dunque sale. I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiunge una morte pregressa avvenuta lo scorso 2 gennaio. I ricoveri in terapia intensiva sono 64, 703 quelli in altri reparti e i 642 contagi di oggi totali portano a 4.536 quelli settimanali, numeri che con gli attuali parametri porterebbero il Friuli Venezia Giulia direttamente in zona rossa. Nel caso in cui il governo dovesse adottare il nuovo indice settimanale sui contagi regionali, il Friuli Venezia Giulia potrebbe piombare in zona rossa. A dirlo sono i numeri emessi dal bollettino della Protezione Civile, ma che poi, va sottolineato, devono anche passare per la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi sono emersi 642 contagi, 1015 sono stati i casi rilevati sabato, 633 le positività risultate venerdì, 671 giovedì, 606 mercoledì, 688 martedì e 281 lunedì. Il totale settimanale delle infezioni da Covid-19 in regione risulta dunque di 4.536 unità. Si tratta di un numero che supera la soglia dei 250 contagiati ogni 100.000 abitanti e che quindi, secondo un nuovo parametro che il governo vorrebbe introdurre dal 15 gennaio, potrebbe far scattare la zona rossa per il Friuli Venezia Giulia, sempre che lo stesso totale non venga modificato dalle valutazioni successive dell'ISS. I residenti in regione sono infatti 1.211.357, numero che rapportato alle positività emerse ci porta a un parametro di 0,00378, superiore quindi allo 0,025 previsto dai calcoli dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Scientifico. Non vorrei che questa misura disincentivasse l'utilizzo dei tamponi, aveva commentato il vicepresidente Riccardo Riccardi nei giorni scorsi. Preferisco non fare commenti e dare opinioni, ma è una misura discutibile e lo stiamo valutando tra noi e assessore alla salute delle regioni. Il nuovo sistema nei prossimi giorni dovrebbe essere concordato, discusso e forse recepito dalle regioni all'inizio della prossima settimana, quando si terrà il nuovo vertice tra governo e governatori in vista della scadenza del DPCM del 15 gennaio. La campagna vaccinale in regione intanto prosegue e si arriverà questa sera all'1,2% della copertura della popolazione, garantita la fornitura di 70.000 dosi entro la fine di gennaio. Il vice governatore Riccardi fa il punto a Telefriuli sui vaccini e sulla curva dei contagi, lascia intendere che serviranno altri posti letto a discapito dei posti non Covid. Con le nuove regole a colori, quindi con maggiori tamponi e quindi con più positività, c'è la possibilità di diventare zona rossa da un momento all'altro? Beh, sicuramente c'è un abbassamento della soglia, poi bisogna vedere come va il contagio e bisogna entrare poi in particolari su quello che sarà il parametro. Domani c'è un incontro col governo e capiremo meglio in che modo il governo intende e se intende applicare nuove soglie rispetto alle zone che ormai tutti abbiamo distinto nei vari colori. A livello di vaccini, siamo ai vertici nazionali, oggi c'è stata una nuova ondata, se così possiamo definirla, di vaccini anche nelle case di riposo. Il parametro importante non è il rapporto tra le dosi fatte e le dosi disponibili. Il dato importante è il numero dei vaccini che si fanno sui 100.000 abitanti e noi su quelli siamo nel primo blocco delle regioni. Abbiamo superato, credo che stasera arriveremo all'1,2% di vaccinati. La campagna vaccinale sta andando avanti in maniera importante, c'è un'importante adesione del servizio sanitario regionale pubblico e naturalmente adesso il problema è la disponibilità dei vaccini. Abbiamo visto come altre regioni hanno deciso di accelerare molto e oggi hanno fermato la campagna vaccinale, perché il problema è, io la uso con questa battuta, la campagna vaccinale non è una classica, non è la Milano-Sanremo, è un percorso, è un giro d'Italia dove ci sono delle tappe, quindi tu devi capire, noi abbiamo la certezza di avere 70.000 dosi
entro la fine di gennaio, e con quello dobbiamo fare il calcolo di avere la garanzia anche della seconda dose. La nuova riorganizzazione ospedaliera è già stata attuata o state ancora ragionando? Se l'andamento dell'epidemia continua ad avere questo andamento della curva, è chiaro che avremo bisogno ancora di nuovi posti letto. In alcune regioni italiane come la Toscana, la zona rossa ha fatto sì che la pressione su terapie intensive ai reparti si allentasse. Un sacrificio che non va escluso per il Friuli Venezia Giulia. A parlare è Carlo Tascini, direttore della clinica di malattie infettive, che si dice preoccupato per il mancato rallentamento della curva dei contagi. Da 3 mesi il suo reparto non ha un posto libero. Zone gialle, zone arancioni, a questo punto sarebbe meglio stringere in maniera dura e andare in zona rossa? Se c'è bisogno di un sacrificio è meglio farlo un sacrificio adesso e cercare poi di avere un allentamento della pressione fino alla piena efficacia della campagna di vaccinazione, che comunque anche nella regione Friuli Venezia Giulia è stata impostata in modo efficiente fin dall'inizio. Ecco, ripeto, le regioni che non hanno mantenuto i parametri in ottobre e novembre sono andate in zona rossa e adesso hanno avuto un calo dei ricoveri e dei nuovi positivi, e adesso anche in queste regioni, faccio un esempio, la Toscana e la Liguria, stanno riaumentando, però hanno avuto un periodo di allentamento sia sulle terapie intensive e sugli ospedali in generale. Questo è importante, ricordiamo, anche per le altre patologie. Ci sono delle differenze su come si presentano nei vostri reparti? Ma ad essere onesto ci sono delle differenze, ci sono dei quadri che durante la prima ondata abbiamo visto, più infezioni fungine secondarie ad esempio, e adesso vediamo dei quadri differenti, meno infezioni fungine, più complicanze legate ad esempio al pneumotorace, a infezioni virali. Quindi è una malattia nuova. Non possiamo dire che ci sono esperti di questa malattia, è una malattia che dobbiamo affrontare giorno per giorno purtroppo, anche nelle decisioni organizzative. I contagi sembrano proprio non voler calare. Le misure, diciamo, di autocontenimento non stanno funzionando, quindi va chiesto ai cittadini di essere virtuosi ancora di più di quanto lo sono stati in passato. Fare presto dunque è l'appello che arriva anche relativamente ai vaccini dal presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, che rilancia affinché si acceleri sulla vaccinazione anti-Covid e si faccia in modo che i medici in pensione che verranno impiegati per inoculare il farmaco vengano prima loro stessi vaccinati per salvaguardarli. Non si deve perdere tempo prezioso per questo, è una fase in cui è decisivo non dare spazio alle varianti del virus e non lasciare crescere ulteriormente la curva. E sui vaccini la consigliera Sara Rosso, operatrice di una comunità assistenziale, e il presidente della Commissione Politiche Sociali Marco Valentini, operatore sanitario della Casa di Cura Città di Udine, sono i primi 2 componenti del Consiglio Comunale di Udine ad essersi sottoposti alla prima dose del vaccino. Tanta l'emozione e la gioia per l'esponente del PD, che ha detto: sono orgogliosa e grata, vaccinarsi è un dovere. Così ha scritto su Facebook. Effetti collaterali, solo mani che tremavano e voglia di piangere per l'emozione. Sono oltre 600 le persone vaccinate ieri all'ospedale di Udine, spiega Rosso, e c'è anche qualcuno che parla di 1000 vaccinazioni per domenica. L'infermiera che mi ha vaccinato ha iniziato il suo turno alle 11 di ieri mattina e l'ho finito ben dopo le 21 con la coda che era ancora lunga. Un vasto incendio, siamo alla cronaca, ha danneggiato gravemente un'abitazione di Monfalcone nel primo pomeriggio di oggi. Era dell'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato l'112 segnalando il fumo che usciva dal camino. I vigili del fuoco si sono resi conto che stava andando a fuoco l'intera casa, sia le stanze al pian terreno che gli ambienti al primo piano. Il proprietario, sotto shock, per fortuna non è rimasto intossicato e ora si sta cercando per lui una sistemazione. La casa infatti è inagibile. Nuova interrogazione presentata in Consiglio regionale dal Patto per l'autonomia sul ritardo nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti della ditta salentina che si occupa del trasporto scolastico in molti comuni della regione.
La presa di posizione della FIL CGIL, che ha denunciato il ritardo nel pagamento degli stipendi di dicembre delle 13esime da parte della ditta Tundo di Lecce e i suoi autisti, è l'ennesima denuncia del clamoroso errore che è stato fatto affidando il trasporto scolastico di numerosi comuni del Friuli Venezia Giulia a un'azienda che si sta dimostrando inaffidabile. Dopo le evidenti inadempienze manifestate all'avvio del servizio, dichiara il capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo, ora si verifica anche nella nostra regione quello che si sta verificando da molti anni in altre regioni italiane che avevamo denunciato fin dall'inizio di questa incredibile vicenda. Tundo non paga i propri dipendenti puntualmente come qualunque azienda seria dovrebbe fare, a maggior ragione se avvidataria di un servizio pubblico. Abbiamo depositato quindi l'ennesima interrogazione all'assessore Callari, che ha tutta la responsabilità politica di questa situazione indecente. Il Patto per l'Autonomia ha denunciato dall'inizio l'errore compiuto dalla Regione con questa gara e già nel mese di settembre aveva chiesto la rescissione dell'affidamento della gara alla ditta Tundo in base alle conclamate inadempienze rispetto al capitolato di gara che era stato vinto dall'impresa di Lecce anche in base ad alcuni parametri che poi non sono stati rispettati. Nel recupero il Napoli ha battuto l'Udinese allo Stadio Friuli per 2-1, tante le occasioni per i friulani fallite, la prima rete del Napoli è arrivata su rigore, poi l'aveva aggiustata Lasagna, Bakayoko appunto nei minuti finali ha portato il risultato per 2-1 per la squadra di Gattuso. Sentiamo Gotti. È un filo conduttore che ci accompagna dall'inizio del campionato, perché poi le grandi occasioni, le tante occasioni che non riesci a concretizzare cambiano il corso delle partite, ti fanno subentrare anche delle insicurezze. Dispiace perdere al 90°, dispiace ancora di più, brucia ancora di più, perdi su un rigore e su una punizione. Però la squadra, secondo me, ha giocato una buona partita, a tratti anche ottima. Chiudiamo con il ciclocross perché Brian Olivo della DP 66 Giant SMP è il campione italiano ciclocross juniores, una maglia che ha conquistato oggi a Lecce nella giornata conclusiva dei campionati italiani che si sono svolti appunto in Salento. Ed è tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.